Amici di Calcio Napoli 24, mancano poche ore al match tra Copenaghen e Napoli e siamo davanti a Sonny, che è uno dei 5 bar che hanno lanciato l'iniziativa del caffè sospeso. Ci sono 5 bar a Copenaghen che hanno offriranno 500 caffè ai tifosi del Napoli nel momento in cui si presenteranno con una sciarpa o con la maglia del Napoli. Come potete vedere ci sono già tanti tifosi azzurri, ci sono anche dei colleghi danesi che stanno intervistando i tifosi del Napoli qui all'esterno di Sonny. Siamo al centro proprio di Copenaghen e tra un attimo andremo proprio dentro per scoprire come funziona l'iniziativa quando mancano poche ore al match tra Napoli e Copenaghen. Questo è uno dei caffè, si chiama Sonny, ed è uno dei caffè che contribuisce a questa iniziativa. Iniziativa con cui verrà offerto il caffè ai tifosi in caso di sciarpe o maglietta del Napoli. Insomma, una grande iniziativa. Claudio, ci proviamo anche noi, lo chiediamo a lui. Hi, can we have coffee? We are TV. Oh, thanks. In tutto in diretta, ragazzi, anche il caffè. Offerto da Oilund, tra l'altro, non so Claudio se già l'avevi raccontato. Ieri i giornalisti gli avevano proprio detto grazie per questa iniziativa. Perché Oilund si è fatto promotore di questa iniziativa, ovvero caffè sospeso, come a Napoli, così nella sua Copenaghen. Siamo al Sonny Bar, qui in centro. Ce lo stanno preparando. Claudio, fai vedere, vai, fai vedere. Fai vedere il nostro caffè in preparazione. La qualità c'è, adesso lo proviamo. Vediamo com'è. Com'è? Ci sta arrivando. Com'è? Commenti a caldo. Ancora dobbiamo provare. Dicevo, Oilund protagonista di questa iniziativa, diciamo che probabilmente gli è piaciuta l'iniziativa del caffè sospeso a Napoli e l'ha proposta anche qui a Copenaghen. Poi dopo vedremo anche un po' di tifosi qui che tra l'altro ringraziano, dicono che è buono. Oh, thank you. Grazie. Proviamolo, Claudio. Proviamo. Innanzitutto direi che non è proprio il nostro espresso corto, un po' più lungo, però vediamo. Zuccherato? No. La vita. Così poi decido se lo devo prendere pure io. La vita è amara, però, la vita è amara. Allora Claudio, giriamo, un po' di zucchero ci vuole, sennò. Sì, già la vita è amara. Proviamo, vediamo. Vabbè, ci vediamo al Cimmino con Oilund, perché mi sa che non è cosa qui. Credo che non lo prenderai, Claudio. Male. Lodiamo l'iniziativa.